Bocciatori ci ha messo. Carissimi, ben ritornati con noi e ben ritornati anche i nostri ospiti immancabili, gli ospiti della CIA di Padova, e quindi ve li presento subito, ma non soltanto, quindi l'argomento sarà particolarmente caldo e interessante, coinvolge moltissime persone, tanti di voi ci hanno scritto e ci hanno in qualche modo stimolato ad affrontare questo tema, lo vedete anche dal titolo, parliamo anche di cinghiali, parliamo di Parco Colli, parliamo di situazione dell'ambito agricoltura nel territorio provinciale di Padova, ma poi sappiamo che certe situazioni sono estensibili anche ad altre aree, e poi faremo anche altre divagazioni interessanti su questioni che riguardano sempre l'agricoltura. Allora, innanzitutto ben ritornato Maurizio Antonini, direttore della CIA di Padova. Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno ai nostri telespettatori. Ben arrivato invece a Emilio Cappellari, presidente di zona della CIA di Este. Buongiorno. Grazie anche a lei. E il sindaco, abbiamo il signor sindaco, invece per quel che riguarda il comune di Arquà Petrarca, Luca Callegaro, grazie anche di essere in rappresentanza, diciamo così, dei sindaci della zona, oppure ha una sua peculiarità la sua presenza qui, ha problemi più di altri oppure può farsi portavoce per altri? Diciamo che sono stato l'ultimo presidente del parco, quindi un attimo. Eccolo qua, porto l'ultima esperienza del parco amministrato. Perfetto, benissimo, e così introduce anche l'altra questione, Parco Colli Euganei, un parco molto importante e significativo per la realtà locale ma anche operativa, territoriale. E allora io direi di incominciare proprio da questa questione, direttore. Qual è lo stato dell'arte? Parco Colli che cosa rappresenta per gli agricoltori? Perché forse noi parlando a livello pluriregionale parliamo di una realtà che non è ben conosciuta, quindi ce la descriva un attimo e dopo passiamo subito anche all'ex presidente che può darci ulteriori dettagli. Insomma, innanzitutto mettiamo il simbolo sulla questione del parco di Colli Euganei, un parco importantissimo per quanto riguarda Padova, 18.500 ettari, di cui 750 aziende agricole che vivono all'interno di questo parco. 750 sono importanti, tante? Numeri importanti. 2.500 sono gli ettari vitivinicoli e 250 ettari sono terreno a olivicoltura, quindi una realtà molto importante. Tra l'altro le organizzazioni agricole CIA insieme con le amministrazioni locali e per merito delle amministrazioni locali che abbiamo fatto squadra siamo riusciti oggi a modificare la legge sulla governance dei parchi, in cui vede il territorio, vede i sindaci, vede le organizzazioni agricole all'interno della nuova governance, all'interno della nuova consulta, all'interno dei parchi, quindi oggi protagonisti della vita del parco di Colli. Ecco, facciamo un passo indietro. E quindi vengo a lei subito in modo da capire da dove si era partiti, cosa era successo, quindi qual è stata la situazione passata e quale potrebbe essere il cambiamento con questa nuova governance. Le chiedo un coinvolgimento anche come sindaco. Circa 2 anni fa io ho fatto l'ultimo presidente del parco per circa 10 mesi. E il presidente precedente si era dimesso proprio per i problemi soprattutto legati ai cinghiali, che è un problema ancora cocente, mostruoso. E la mancanza di fondi, purtroppo lui si è dimesso. 5 sindaci, anzi tutti i sindaci, hanno eletto un consiglio d'amministrazione nuovo, con io a capo presidente, con lo scopo appunto di prendere in mano l'emergenza cinghiali. Poi a un certo punto la Regione decide di commissariare tutti i parchi della Regione Veneto in attesa di una riforma che io trovo giusta, ho sempre trovato giusta, perché il parco così come era nato era troppo laborioso, troppo una macchina, un carrozzone come tanti dicevano, sono d'accordo anch'io. Una governance quindi più snella, soprattutto una governance che vede, come diceva il direttore appena adesso, un attimo fa, vede la rappresentanza soprattutto dei portatori di interessi, perché chi meglio di loro, portatori di interessi che hanno un beneficio dall'operare al parco, può rappresentare una comunità e quindi quelli che sono anche tutti i bisogni e le esigenze di un territorio. Allora, vediamo bisogni e esigenze. Abbiamo realizzato appunto un servizio a questo proposito e lo vediamo insieme, che così ci può dare il là, poi do la parola anche al presidente di Este. Vediamo.
La CIA di Padova ha organizzato un incontro tra agricoltori e istituzioni, tra cui l'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan, per affrontare alcune tematiche legate sia alle difficoltà ma anche alle opportunità delle aziende agricole site nell'area dei Parco Colli. 700 aziende agricole, 19.000 ettari di superficie coltivata, un potenziale turistico senza paragoni, dove gli agricoltori si impegnano quotidianamente nella coltivazione e trasformazione di prodotti di eccellenza, simbolo del Made in Italy, e che chiedono una governance unitaria del Parco Colli Euganei per valorizzare il territorio, contenere la fauna selvatica e snellire la burocrazia. E quindi i colli, noi come associazione di categoria, la CIA sostiene che per valorizzare, difendere, curare e avere amore per un territorio sia indispensabile salvaguardare l'agricoltura. Voglio ricordare che in questo territorio abbiamo circa 700 aziende che operano nel settore e che nel settore soprattutto vitivinicolo e anche olivicolo, e però per valorizzarlo e dargli un input in modo tale che queste aziende abbiano un reddito dignitoso, ricordando che coltivare la terra in collina o in montagna è molto più difficile che farlo in pianura. Quindi salvaguardiamo, diamogli una mano, troviamo la condivisione e troviamo la complicità delle istituzioni per essere nel massimo dell'inclusività e valorizzare e difendere chi si impegna sporcandosi le mani. Una visita tra le aziende agricole per toccare anche con mano quello che le incursioni di cinghiali mettono a rischio ogni anno, mettendo in grosse difficoltà il duro lavoro delle aziende, la produzione agricola in generale e anche quella vitivinicola. Fiore all'occhiello della regione Veneto, quarto paese per esportazione di vino a livello mondiale. Un momento più bello dell'anno che è quello della vendemmia e quindi siamo una giornata stupenda a visitare 3 aziende importanti sui Colli Euganei. Il problema della fauna lo sappiamo, i cinghiali lo stiamo monitorando, lo stiamo abbattendo anche quest'anno in maniera selettiva grazie ai 120 selecontrollori che il Parco Colli ha messo in moto in più di 140 postazioni, e io penso che entro l'anno ci sarà una nuova governance in tutti i parchi regionali, in particolare questo dei Colli Euganei. La CIA accoglie l'appello degli agricoltori e chiede alle istituzioni di risolvere le difficili situazioni in cui si trovano gli agricoltori attraverso un'economia sostenibile e iniziative comuni che mettano insieme tutte le parti interessate. Tra i partecipanti alla visita anche i sindaci dei comuni di Galzignano, Baone e Arqua Petrarca. Aprirà un'attività ad Arqua Petrarca. Come mai questa scelta? Beh, innanzitutto perché Arqua Petrarca ha di per sé una capacità attrattiva come secondo borgo più bello d'Italia, insomma, che può dare un valore aggiunto alle produzioni che vengono fatte. Nello specifico la mia attività è sul Monte Calbarina, è un uliveto, per cui speriamo anche che questa riforma del parco permetta, insomma, di agevolare chi vuole fare agricoltura nei Colli Euganei, perché ricordiamo che l'agricoltura nella sua visione più generale è quell'attività che permette anche la gestione del territorio, per cui del turismo e soprattutto delle eccellenze enogastronomiche. Allora, rieccoci qua, tocca a lei Presidente. Sono stati toccati diversi punti che vorrei che venissero appunto approfonditi perché sono estremamente importanti. Sì, io partirei subito dai cinghiali. Infatti qua abbiamo i numeri. Un problema veramente importante per le nostre aziende e per tutte le aziende che lavorano ogni giorno sui Colli Euganei, perché di fatto con la loro presenza sicuramente in sovrannumero rispetto a quello che potrebbe essere la necessità comunque di un parco, e si trovano a combattere con questi animali che mangiano costantemente di anno in anno le produzioni che un agricoltore dovrebbe poi, nel caso dei vigneti, trasformare in vino. Così facendo ovviamente il reddito delle aziende viene a mancare o comunque viene in parte molto limitato, e questo problema non riguarda solo le aziende vitivinicole ma anche le aziende che coltivano olive, perché comunque i danni dei cinghiali non si fermano solo per riguardante i vigneti, ma vanno anche a rovinare le altre, diciamo, attività produttive presenti nel territorio, e quindi di fatto creano notevoli disagi. Ma nonostante ci siano, cioè vengono messe magari delle protezioni, dei fili elettrici, non so, quel filo spinato, qualche recinzione, non serve a niente. Io le faccio queste domande perché ho visto cosa combinano i cinghiali, sono stata a vedere direttamente, però chi ci ascolta, non tutti hanno avuto questa bella opportunità, diciamo così, quindi proprio per raccontare bene che cosa combinano.
Sì. E sono anche intelligenti i cinghiali. Sì, sono molto intelligenti, anche perché comunque loro cercano di nutrirsi, quindi è un bisogno primario dell'animale, pertanto cercano di fare il più possibile per la loro sopravvivenza. Diciamo che le misure che sono state attuate in questi anni, in questi ultimi anni, per cercare di limitare il fenomeno, non sono state molto efficaci, oppure sono state nel primo periodo, ma poi anche l'animale, appunto essendo un animale intelligente, riesce a capire il sistema per aggirare l'eventuale trappola piuttosto che l'eventuale rete, e quindi il danno si ripropone dopo poche settimane o pochi mesi. E poi non c'è solo il problema del cinghiale, ma ci sono anche altri problemi di altri animali di fauna selvatica, che nel caso per esempio dei cervi o dei daini riescono a saltare anche staccionate o recinzioni particolarmente elevate, e quindi... Ma mangiano anche questi? Sì, sì, assolutamente. Sono voraci. Sì. Allora, 125 cinghiali rimossi nel mese di agosto, direttore, non è un numero sufficiente. 32 squadre in azione, 115 selecontrollori, 37 abbattimenti e poi uscite di squadre autonome, eccetera. Questi sono poi i numeri che ci dà la Regione. Sì, questi numeri sono importanti anche perché tra l'altro veniamo, no, Sindaco, da un periodo in cui i selecontrollori non andavano a selecontrollare i cinghiali. E cosa fanno questi selecontrollori? I selecontrollori sono squadre specializzate di cacciatori che hanno un patentino specializzato per la cattura dei cinghiali, quindi solo loro possono catturare ovviamente. Quindi il privato non lo può fare? Il privato non lo può fare, il privato deve chiamare il parco o deve chiamare i selecontrollori, i quali oltre alla cattura del cinghiale ci deve essere anche tutta l'altra parte che è quella, diciamo, di profilassi, perché poi il cinghiale deve essere viscerato, deve essere comunque analizzato la carcassa o quantomeno la carne, e quindi deve avere tutta una sua procedura di un certo tipo. Detto questo però, il problema non è solo il problema del Parco dei Colli, perché oggi è un problema del Parco dei Colli, ma voglio dire, la Regione con i selecontrollori in questa maniera forse cercheremo in quantomeno di risolvere in parte il problema dei cinghiali. Che non ci avete i lupi? Che non ci abbiamo i lupi, il problema è la fauna selvatica, il problema oggi è a livello nazionale. Si deve intervenire per la modifica della norma nazionale, non è possibile che oggi nel Parco dei Colli, ma in qualsiasi altre parti d'Italia ci siano problemi di sovranumero della fauna selvatica. Oggi si deve intervenire a livello nazionale, si deve prendere in mano alla legge nazionale e su quello fare gli abbattimenti selettivi. Quindi non vuol dire eliminare, vuol dire selezionare e fare abbattimenti selettivi in maniera tale che ci sia una sopravvivenza anche del mondo agricolo, perché oggi la sopravvivenza sembra che sia solo dei cinghiali e della fauna selvatica. Il direttore ha colto proprio il nocciolo della questione. Vorrei, visto che siamo in trasmissione, vorrei una volta per tutte sfatare anche il mito, ma perché i cacciatori non possono abbattere. È la legge nazionale 394 che vieta in maniera specifica l'attività di caccia all'interno dei parchi. Però la stessa legge sulla caccia, la 170, vieta la caccia all'interno dei parchi. Ma perché c'era stato un discorso indiscriminato, si è arrivati a un punto in cui non ci poteva più andare nei parchi, perché ci Esatto. Detto questo, beccavi una pallotta. Giustamente come dice il direttore, o si modifica la legge regionale, la 394, e si dà la possibilità ai privati. Io difenderei il mio se io ho una cultura, io la difenderei con tutte le mie forze, quella che dà da mangiare. Allora, a noi ci hanno scritto proprio questo. Diteci se una volta che io mi vedo un cinghiale che mi si sta avventando sul mio vitigno posso sparargli oppure no. Che cosa succede? Conseguenze e ripercussioni. Purtroppo no, non si può fare perché la legge nazionale vieta questo, quindi chi lo fa rischia sulla propria pelle. Ma qual è la sanzione? Voi la sapete? È una denuncia penale. Quindi è penale. Una denuncia penale. Io penso comunque, se mi è consentito, il commissariamento, oltre dal punto di vista della governance, ha fatto anche un bene, perché la Regione, venendo a governare direttamente, mettendo i commissari all'interno di questo territorio, ha capito qual è il problema, perché fino a 2 anni fa si parlava con i muri, nel senso non riuscivano a capire quali erano veramente i problemi che creavano questi cinghiali.
L'arrivo del commissario, quindi un dirigente regionale, ha fatto sì che la regione capisse effettivamente qual era il problema. Sono stati stanziati dei fondi fin da subito con il commissariamento e l'attività di selecontrollo, che all'inizio era molto blanda. Io quando ho fatto il presidente, per riuscire, la legge nazionale dice che l'attività di selecontrollo deve essere fatta attraverso personale del parco e selecontrollori appositamente muniti di patentino per poter accedere. Detto questo, non c'erano i soldi per pagare il personale, non avevamo neanche io prendevo i soldi delle sanzioni amministrative e li ho buttati nei fondi per sopperire a questa cosa, per pagare il personale. Adesso ci sono 100 selecontrollori, bisogna aumentare il numero di questi selecontrollori. E un'altra bella cosa che ha fatto la Regione in questo momento è stato i dipendenti del parco, che prima erano dipendenti del parco, sono stati assunti da Veneto Agricoltura, quindi non avremo più quei periodi morti come succedeva fino a poco tempo fa, in cui per il rinnovo del contratto dovevi aspettare 3 mesi per fare uscire le squadre. In quei 3 mesi là, con la media di proliferazione dei cinghiali, che hanno una media di proliferazione molto ampia, perché qua a me risulta, sempre dati della Regione Veneto, l'eliminazione di 717 capi, in prevalenza giovani e femmine. Si vorrebbe arrivare all'obiettivo dei 2000 cinghiali l'anno, che per un non addetto ai lavori, dice, caspita, è un numero importantissimo. Non fosse altro che però questi animaletti si moltiplicano allora, di più. Un cucciolo di cinghiale dopo 6 mesi è già pronto a riprodursi e la media è 6 mesi e la media è 7,2 ogni volta. Noi perdevamo sistematicamente, quando io ero presidente del parco, da gennaio e febbraio, che ahimè è anche il periodo in cui le femmine sono gravide, quindi è un problema. Adesso è inutile che ci nascondiamo, io adesso so che ho fatto rizzare i capelli agli animalisti, però è un problema. Uno che ha un'azienda, uno che deve vivere, uno che dà lavoro, perché danno lavoro, le aziende agricole danno lavoro. Perché sono voraci questi benedetti cinghiali, cioè mangiano voracissimi. Io le dico, faccio queste domande che per voi so che sono scontate, eccetera, a forza di parlarne, però per chi non è addetto ai lavori, chi non ha dei campi in questa zona, non ha delle coltivazioni, non riesce proprio a capire nella portata. Invece quando vedi lo sterminio sui vitigni, di cosa viene fatto, ti sembra quasi che c'è stata una vendemmia precoce. In una notte distruggono un vigneto, tutto, infatti. Un campo di vigneto lo distruggono tutto su una notte. Quindi questo è importante. Allora, torniamo a parlare di questo, abbiamo pochi secondi di intervallo pubblicitario e poi ritorniamo insieme.